Partiamo dal presupposto che il 23esimo forum dell'agricoltura e dell'alimentazione è particolarmente utile in questo momento storico per ribadire la centralità della filiera agricola agroalimentare in termini di sviluppo, crescita e occupazionale, quindi una risposta anche di carattere sociale. Per il nostro Paese valorizza nell'intera filiera 707 miliardi, 4 milioni di occupati e un valore storico legato alle esportazioni superiore ai 69 miliardi nel 2024. I primi 6 mesi del 2025 segnano un dato ulteriormente in crescita e questo fa ben sperare rispetto a quello che è un lavoro che deve essere fatto all'interno del nostro Paese con le nostre istituzioni, ma sempre di più ci deve caratterizzare in un confronto di carattere europeo e di carattere globale. In Europa, per quanto riguarda la politica agricola comune, è inaccettabile la proposta fatta a livello europeo per quanto riguarda il piano finanziario, una visione che ci deve portare invece a osservare quello che fanno altri paesi a livello globale, gli Stati Uniti da una parte, la Cina, l'India, il Brasile dall'altra. Sotto questo punto di vista noi riteniamo che il nostro sistema agroalimentare sia il più performante che oggi esista nel mondo, sia per tutela della biodiversità, della distintività, delle nostre denominazioni che il mondo ci invidia, ma molto dobbiamo fare per quanto riguarda il posizionamento dei nostri prodotti all'interno degli altri mercati. Nel tavolo che si è tenuto ieri in un confronto alla Presidenza del Consiglio in previsione della prossima legge finanziaria, la prima voce che noi abbiamo portato in termini di attenzione è proprio il potenziamento delle nostre agenzie per crescere ancora di più sulle esportazioni, ma contestualmente abbiamo chiesto anche una grande attenzione rispetto ai temi che ci devono caratterizzare all'interno del nostro Paese. Parliamo di corretta alimentazione, parliamo di quello che è il ruolo delle mense scolastiche rispetto a un'offerta che deve essere garantita partendo dai nostri ragazzi, dai nostri bambini, esaltando quello che è il nostro modello legato a una sana qualità della vita, ma soprattutto nella valorizzazione di quella che è la dieta mediterranea. Tutti i valori, ripeto, che il mondo ci invidia e che noi non ci possiamo permettere di perdere.